Signore, apri le mie labbra. E la mia bocca proclami la tua lode. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo il mare egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Venite prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta in gioia la terra. Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso, insieme agli antichi padri. Accanto al sepolcro vuoto, invano veglia il custode. Il Signore è risorto. Irradia, o Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Irradia sulla tua Chiesa pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua. Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Risplenda su di noi la bontà del Signore. Alleluia. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici, ritornate figli dell'uomo. Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri, che è passato, come un turno di veglia nella notte. Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca. Perché siamo distrutti alla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo. Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto? Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli. Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risplenda su di noi la bontà del Signore. Alleluia. Cambierò per voi le tenebre in luce. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, lode a Lui fino all'estremità della terra. Lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti. Esulti con le sue città il deserto, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar. Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida, diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole. Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, grida, lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici. Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto. Ora griderò come una partoriente, mi affannerò e sbufferò insieme. Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cambierò per voi le tenebre in luce. Alleluia. Quello che il Signore vuole, il Signore lo compie. Alleluia. lodate il nome del Signore, lodatelo servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del vostro Dio. Lodate il Signore è buono, cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dei. Tutto ciò che vuole il Signore, Egli lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il Faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quello che il Signore vuole, il Signore lo compie. Alleluia. Ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio, presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi. Voi l'avete inchiodato sulla croce, per mano di empi e l'avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Cristo è salito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia. Cristo è risalito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia. Ha provato l'angoscia e la morte. Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo è risalito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia. Io, pastore buono, nutro le mie pecore, per esse do la mia vita. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, Di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. e dirigere i nostri passi sulla via della pace, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io, pastore buono, nutro le mie pecore, per esse do la mia vita. Alleluia. La gloria di Dio risplende nella morte e risurrezione di Cristo. Nel suo nome innalziamo al Padre la nostra preghiera. Illumina la nostra vita, Signore. O Dio, Padre della luce, che hai rischiarato il mondo con la gloria del Cristo risorto, Guidaci in questo giorno nella luce della fede. tu che ci hai aperto in Cristo le porte della vita eterna, Fa che il nostro impegno nel mondo sia animato dalla speranza cristiana. tu che per mezzo del tuo Figlio ci hai donato lo Spirito Santo, Rendici testimoni della tua carità. per i meriti del tuo Figlio, morto e risorto, per liberare il mondo, Dona a tutti gli uomini pace e salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato il mondo dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli la santa gioia pasquale, perché liberati dall'oppressione della colpa possiamo partecipare alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cristo risorto più non muore, la morte non ha più potere su di lui. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi, offriamo questa Santa Messa per tutte queste intenzioni che abbiamo sull'altare e specialmente per le famiglie che sono chiuse a casa, affinché possano avere pace tra di loro. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati.
Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato Mostraci, Signore, la tua misericordia. e donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato il mondo dalla sua caduta, donaci la santa gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine, dicendo: «Mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione. Un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata per i 4 capi e che giunse fino a me. Fissandola con attenzione, osservai e vidi in essa quadrupede della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e mangia». Io dissi: «Non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca». Nuovamente la voce del cielo riprese: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Questo accadde per 3 volte e poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell'istante 3 uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi 6 fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: «Manda qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli ti darà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia». Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: «Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo, si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: «Dunque, anche i pagani Dio ha concesso che si convertano, perché abbiano la vita». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio,
A Dio, mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, mio Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è il pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo la rapisce e la disperde, perché è un mercenario e non gli porta delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Io ho altre pecore che non appartengono da questo rencito, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do a me stesso, da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. La figura del buon pastore tracciata da Gesù è fin troppo rassicurante. È lui stesso che si identifica in questo ruolo e lo separa nettamente da quello del mercenario. Il buon pastore ama le sue pecore, le conosce una per una e non la abbandona mai. A tal proposito leggiamo in una parabola l'elevato amore di Gesù per una sola pecorella smarrita. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta? Se riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche un solo di questi piccoli. Quando si parla del buon pastore, si fa riferimento indiretto anche alle pecore smarrite, che sono i peccatori. Non solo i non credenti, sono inclusi anche i cristiani distratti dalle cose del mondo, che passano e di cui non rimane che il ricordo, molto spesso accompagnato da delusione per il tempo sprecato in tante circostanze che non volevano quello che si immaginava. La concretezza della vita conduce alle scelte migliori, anche ai passatempi che rilassano veramente il corpo
e elevano le anime. Ci sono milioni di non credenti nel mondo che vivono inevitabilmente nelle condizioni di peccatori, anche se non considerano questa loro situazione per la mancanza di fede in Gesù Cristo. Non conoscono il Signore e ad essi rimane difficile praticare i valori morali. Non fanno caso ai vizi, non hanno limiti nel loro agire e ogni trasgressione rimane per loro lecita. Questo comportamento viene praticato anche da cattolici incuranti di Dio, da sacerdoti che non pregano più, preoccupati solamente di appagare le loro insoddisfazioni nelle immoralità del mondo pagano. La crisi della Chiesa è profonda e occorrono tantissime anime di profonda preghiera, tali da essere potenti intercessori per la conversione dei sacerdoti e di tutti i peccatori. Non dobbiamo dimenticare i tantissimi sacerdoti che seguono fedelmente Gesù, impegnati in un silenzio apostolato della preghiera, dopo aver raggiunto quella maturità spirituale che dona una conoscenza importante della loro missione. Sono molto disponibili con i parrocchiani e confessano giornalmente, guidano con interesse le anime di quanti si rivolgono ad essi. La figura del padre spirituale è determinante per proseguire un serio cammino di fede senza sbagliare strada. Molti di voi mi scrivono che avete difficoltà a trovare un padre spirituale. In effetti è vero, perché sono pochi sacerdoti disponibili ad ascoltare e a dare consigli mirati per confortare gli afflitti e indicare i mezzi per rivitalizzare le loro anime. Oggi si deve pregare molto di più per tutti i sacerdoti e continuamente. Dipende dalla loro spiritualità la salvezza di incalcolabili anime e la fede dei sacerdoti fortifica quella dei credenti più deboli. La guida spirituale deve avere una fede elevata per trasmetterla a quanti si avvicinano per chiedere consigli o per confessarsi. La crisi sacerdotale è presente nella Chiesa da diversi decenni per diversi decenni e tutti noi siamo invitati dal Signore a pregare ogni giorno per loro. Deve essere uno dei principali propositi. La Chiesa, anche se di natura divina, ha tra i suoi uomini molti senza più il fervore missionario. Gesù indica ai sacerdoti come svolgere il loro straordinario compito e devono guardare al buon pastore. Se si perde la serena preoccupazione della salvezza delle anime, si diventa mercenari per la perdita e l'allontanamento di moltissimi cattolici dalla Chiesa. Quando Gesù dice che il buon pastore dà la propria vita per le pecore, intende dire che per salvare le anime il sacerdote deve dimenticarsi. È impegnativo questo gesto, indica un continuo rinnegamento, l'assenza di ambizioni di carriera, una bontà soprannaturale e una pazienza immensa. I peccatori
da convertire si conquistano con la preghiera costante, le penitenze e i rinnegamenti. Così come per convertire un familiare lontano da Dio, si deve pregare molto e attuare penitenze. Tutto è possibile ottenere di buono con la preghiera costante e fiduciosa. Nelle prediche molto spesso non è più presente il richiamo alla necessità di rinnegarsi, di offrire penitenze per ottenere grazie, soprattutto per purificarsi dai peccati e crescere nella fede, possedere abbondante Spirito Santo che fa comprendere la realtà così come la conosce Dio. Questo permetterà di non sbagliare nelle scelte, di scoprire la gioia della preghiera e del silenzio contemplativo. Sia lodato Gesù Cristo. ora e sempre sia lodato. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, Santa Bernadette, San Luigi Orione e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii il nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe delle milizie celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. Gesù si fermò in mezzo ai suoi discepoli e disse loro: pace a voi, alleluia. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Preghiera alla Santissima Trinità. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, in questo tempo di grande tribolazione in cui il mondo sembra essere impotente dinanzi all'avanzata di questa pandemia, voi siete il mio rifugio, la mia unica speranza. Vi offro le mie paure, la mia grande preoccupazione per quello che sta succedendo, ma anche la mia gioia, perché tu, oh Dio, sei meraviglioso e sai trarre il bene anche dal male.
Mai come ora ho capito che questa è l'occasione per starti più vicino, per pregarti di più, per rinnovare la mia vita e il mio cuore a te. La vita quotidiana che mi ero costretto a correre senza sosta, e in questa veloce corsa ero giunto senza accorgermi sull'orlo di un precipizio spaventoso. La tua mano forte mi ha afferrato, mi ha fermato, mi ha costretto a guardare e finalmente ho capito. Ho visto dove mi conduceva la mia folle corsa. Grazie Trinità dolcissima. Ora so che un'esistenza vissuta senza di voi è più cupa della morte. È una corsa verso il nulla, porta verso l'abisso della disperazione. Perdona, o Signore, la mia durezza di cuore. Tu sei un Dio d'amore e vorresti sempre donare carezze ai tuoi figli. Purtroppo i tuoi figli sono spesso ciechi e testardi, e allora sei costretto a intervenire con le maniere forti. Ma anche questo è amore, perché tu, oh Dio, nulla lasci di intentato per salvarci. Alla ripresa della vita niente sarà più come prima. Ora ho capito ciò che conta veramente. Guarderò la realtà con occhi diversi. Avrò priorità diverse, un amore più tenero e più grande per tutti i miei fratelli, e soprattutto nulla mi separerà più da te, o Signore, mio solo e unico bene. La mia vita adesso ti appartiene. D'ora in poi voglio vivere per amarti e servirti e recuperare così tutto il tempo perduto lontano da te. Grazie, o Trinità Beata, salvate tutte le anime. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro e lo hai irradiato con la tua luce divina, e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di allargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedizione delle candele e ceri e della casa.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra, Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, benedici per le nostre suppliche queste candele e ceri. Infondi in esse, o Signore, per il potere della Santa Croce, la benedizione celeste. Tu che le hai offerto al genere umano per espungere le tenebre, ricevano tale benedizione col segno della Santa Croce, affinché dovunque siano accese o collocate, siano allontanati i principi delle tenebre, tremino tutti e fuggano atterriti, con tutti i loro ministri, ne presumano di tormentare ancora o di molestare i tuoi figli, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che hai comandato ai tuoi apostoli di invocare la pace su quanti abitano le case in cui fossero entrati, santifica, ti preghiamo, questa casa per mezzo della nostra fiduciosa preghiera, e fondi in grande sopra di essa le tue benedizioni e l'abbondanza della pace. Giunga in essa la salvezza, come giunse alla casa di Zaccheo quando tu vi sei entrato. Incarica i tuoi angeli di custodirla e di cacciare via da essa ogni potere del maligno. Concedi che tutti coloro che vi abitano piacciono a te per le loro opere virtuose, così da meritare, quando sarà tempo, di venire accolti nella tua dimora celeste. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Recitiamo 3 Ave Maria per tutte le persone che operano in prima linea contro il coronavirus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eterno riposo dona a loro, Signore. E splende ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. E splende ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. E splende ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Buona giornata a tutti. Grazie altrettanto. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ci ritroviamo alle ore 11 con la recita del Santo Rosario. Vi ricordo che oggi dalle 17 alle 18 ci sarà in diretta Pino con le preghierine dei bimbi.